una live breve, ho il tempo di tornare a casa, andiamo live di nuovo, ho fatto un po' di cose. Era quella la Allora, live chat. Welcome to the chat. Non sarà la mia Valentì. Non fa niente, io l'ho voluta scrivere così, prolungata la festa, però c'è delusione. Paolo, saluta gli amici. Voglio, non è problema, stesso facciamo te cosa. Chi su qua, voglio, un amber wine, white, red, ma soprattutto blu. O stai solamente tu, I love you. I più attenti di voi sapranno chi è Polo della famiglia, che sta qua da un po' di tempo. Faccio vedere una cosa al volo. Mannaggia. Ragazzi, come l'avete presa, dai, perché amarezza, poi si festeggerà. Doccia ce l'ha, ha fatto un gol che l'UDA, incredibile. È bello vedere New York un po' azzurra, nonostante tutto. Che eravamo pronti, ma si continua. Con la sciarpa di Swook mi comincio da 3, dobbiamo aspettare un altro pochino e va bene così. Tutto surreale, spettacolo fuori grotta. Sì, la mia mami mi sta mandando video, il telefono ovviamente è in fiamme, è impazzito. Credo che a Napoli comunque si festeggerà in qualche modo, nel senso c'è la tranquillità che comunque va bene, cioè basta un punto, non è che è semplicemente il famoso quando, no? Il famoso quando ce lo facete fare? Vito, non fa niente, auguro comunque a tutti di avere una buona giornata, stiamo comunque assistendo alla storia del Napoli con la S maiuscola. Grazie mille Vito. Trovando un positivo in questo momento non posso certo. Come mi organizzo non lo so, Giuseppe, mo vedremo. Guarda, di Rimini c'è una macchina perché c'è a doppia fila e proprio annanzi a me. Vediamo, non lo so. Vorresti festeggiare, quindi praticamente tu c'è chi vorrebbe a questo punto che si perdesse proprio con l'Udinese. Roba pazzesca. Io dovendo immaginare una situazione non positiva, io speravo
in una vittoria della Lazio, così oggi non era matematico, però con la vittoria del Napoli, perché volevo la vittoria del Napoli, perché la vittoria ti porta a esultare comunque, lo rimandi, però la vittoria ti porta a esultare, lo stadio bellissimo, in festa, hai vinto, hai fatto il tuo dovere, va bene, senza il patè d'animo, perché non diventava una finale. Ed ecco perché io ho detto agli amici abbonati, ho detto, veramente stavolta possiamo dire che è una finale, però non lo è, perché le finali non finiscono in pareggio. Quindi dovete capire che le frasi fatte che ci dicono in continuazione, le 11 finali, sono 11, non funziona così. Le finali non finiscono in pareggio, invece questa finisce in pareggio. In un momento pazzesco, no? Dove tu devi vincere, va pure il portiere in aria perché non c'è niente da fare. Invece tu hai tutto questo vantaggio, ovviamente non ti scomponi, ti prendi un altro punto e vai. Quindi avrei preferito nella cosa assurda vittoria della Lazio, vittoria con la Salernitana e poi quando è. E invece purtroppo la Lazio ha perso, quindi anche un pareggio passava a noi, però l'Inter ha fatto il suo dovere. La Lazio ha perso, tutto il pianto di Sarri ha dato effetti contrari, deprimenti, e il Napoli un po' bloccato, un po' contratto. Io poi la partita l'ho vista malissimo perché non si può vedere la partita nel club, non si può assolutamente, è proprio contro i miei principi. Però primo tempo visto col maxi schermo, mi sono emozionato, sono messo a piangere, ho fatto un po' di video di reaction che potrò postare, però lo so, è portiere e ci mette sempre una mano, magari non la blocca però ti para, il Napoli non è che non ha avuto occasioni, le ha avute. La favola era bella, quella di vedere Olivera fare il gol scudetto, che poteva significare una serie di cose a livello proprio simbolico. La panchina lunga che ti porta a vincere lo scudetto, perché il gol storico è quello di Raspadori, no? Avere un gol di Olivera, quindi un altro dei subentrati, dei nuovi, con le disponibilità di Mario Rui, sarebbe stato proprio bello, entra anche lui nella storia, l'idea che ci abbiamo messo un po' di fisicità questa volta e quindi un colpo di testa, Olivera non ha fatto una grande partita, però metterci il colpo di testa era bello, però purtroppo la Salernitana non ci sta e ci prolungano la festa, vorrei vederla così. Col 17 che ricorda un po' Marek Hamsik, tante cose. Se Kvara hai ragione Aniello, come ci è andato pure lui vicino, non ha allargato, ha fatto un tiro un po' della paura, quello è finito un po' troppo centrale. Quello di sinistro invece bellissimo, che è andato fuori di pochissimo a uscire, però quello che ha fatto col destro l'ha stretto un po' troppo, è finito centrale, proprio quella paura di tirarlo fuori che altre volte lui ha fatto, dove ha allargato bene il compasso. Su col morale, abbiamo vinto, si festeggerà giovedì, certo, e vi abbraccio tutti, adesso mi organizzo per tornare a casa. C'è ancora tempo per andare live con calma dalla postazione, dallo studio. No, ma chi se la prende con Kvara? Matteo, non so chi l'ha detto, non scherziamo, È anche logico, guardate com'è logico, e il calcio non è casuale, come è logico che adesso stanno tirando il fiato un po' quelli che ci hanno tirato la carretta per tutto questo campionato. Kvara non è brillantissimo, Osimhen non sta al 100% e stanno venendo fuori quelli che hanno giocato di meno. Segna Olivera, segna Raspadori, avete visto Elmas come è entrato? Avete visto Elmas che pericolosità? E il telecronista dice pure il dribbling alla Kvara. Cominciamo a dire che quello è il dribbling alla Elmas, che anche lui ci è andato vicinissimo. Ovviamente chi ha dato troppo finora,
in questa stagione e li ringraziamo, e ringraziamo Spalletti per le scelte. Lui dice bene, dice che ne sai, se avessi fatto scelte diverse se avremmo questi punti, e ha ragione, non glielo possiamo assolutamente confutare, però adesso si paga un po' di brillantezza, si paga un po' la brillantezza e siamo nella logica delle cose. Ehi. Bravo. Vabbè, abbiamo aspettato 33 anni, ma aspettato io. Esatto, scaldiamo la voce e la rifacciamo. Rimandato, non c'è problema. Non c'è alcun problema. You're fuming. I understand that. I understand. I really wanted to. Ma certo che tutte si chiudono, Giuseppe, ma non è una novità di adesso, tutte le squadre si chiuderanno. Però il Napoli, con tutte le squadre che si sono chiuse, anche in passato è riuscito a fare, e si fa. Che si sono chiuse, il gol di Olivera è arrivato. Devi essere attento tu, perché là siamo stati un po' polli noi a farlo andare, era marcato da Osi, là devo rivedere tatticamente, me la devo completamente rivedere da capo, non ho proprio idea. Perché poi quando sono avvenute le sostituzioni, quando ha messo per esempio pure Simeone e non ho capito che tipo di formazione c'era, senza i centrocampisti, diventa un po' tosta. Uè, Caputo Francesco, sei un po' sparito in questi anni, da Juventino, non in questi anni, insomma in quest'anno in particolare. E vabbè. Sì, l'urlo liberatorio ce l'hanno un po' chiuso in gola. Se la Juve vince stasera ci vogliono 2 punti. Avete fatto i calcoli? Non lo so. Non so niente di niente. Sì, Alberto, appena torno a casa mi organizzo, c'è tempo, no? Che ore sono? Non posso vedere che ore sono, non ho proprio idea. Ma ce la facciamo, pure se la facciamo in serata. Esatto, peccato il non aver potuto fare il record assoluto della Serie A, perché mettevi una bella firma sulla storia, sugli almanacchi. Però adesso la classifica la devo riguardare, ragazzi, perché noi ne abbiamo fatto calcoli, perché i calcoli portano male. Le avete viste quelle tabelle che non funzionano, quindi noi non abbiamo fatto tabelle, dovevamo semplicemente vincere oggi, l'abbiamo data un po' per scontata. Io vi ho detto, arriva anche la pioggia, arriva una pioggia incredibile e questa è la fine che dobbiamo fare sotto la pioggia. E questo è. Sono arrivati 100 like, lasciate un like a volo. Chi festeggia per aver rimandato l'inevitabile? Ah sì, tu dici le altre squadre che stanno festeggiando. No, Sciniascia, sto a New York, sto completamente a New York. Se la Juve vince va a 62, il Napoli a 79. Finire, esatto, onorandolo, certo. Colpa tua che hai messo la maglietta maledetta, Giuseppe, dividiamoci la colpa mia che sono venuto qua, perché io me la devo vedere da solo a casa. Lo sapete come funziona? Lo sapevo. E vabbè, ma se la possono pure ridere, ma poi succede più in là, e quindi dimostriamoci tranquilli. Fammi vedere, non drammatizziamo, certo, è solo questione di tempo. Lucio, fammi vedere che scrivi, volevo dire, se non vince potremmo ritrovarci campioni d'Italia mercoledì quasi a mezzanotte. Non il massimo rispetto a una bella domenica come sarebbe stato oggi, certo. Facciamo fatica a fare gol, questo è vero. Fabio Versatile cattivissimo, siamo squadretta. Caputo Francesco, capisco quello che dici. Che sempre le strisciate, ma basta, sarebbe anche il caso di cambiare un po' il disco. Mi ero preparato con frittatine e panzerotti, vabbè, mi tocca riorganizzarmi in settimana, e tranquillamente.
Vedo 132 like, siete 197, non c'erano like preventivi, arrivate immediatamente a 200 like, subito. Lotrek, li leggo i tuoi messaggi, ma ti renderai conto che sto dal telefonino e volano i messaggi e riesco a vedere a volo quello che riesco a vedere. Grazie King Go. E questo è. Domenica Napoli, tu dici festeggeremo lì, ma se poi la matematica arriva con l'Udinese? Appartenenza. Appartenenza, ragazzi. Ciao. Siamo a fuori grotta, non c'è proprio dubbio. Vedi? È solo rimandare, si festeggia lo stesso. Sotto la pioggia, io raggiungo la macchina perché non mi è proprio il caso. No, non credo, vabbè, i newyorkesi non seguono il calcio. Mi pare che, quando è stato? Ieri o oggi? Che c'era Toronto-New York City. E cose, vai, sto facendo un bagno, ma è importante testimoniare tutto. Ok? Hanno fatto pure le impalcature azzurre. Testa Udine senza dubbio. Vediamo ragazzi, dai, vi bacio, è stata una live improvvisata, è stata una giornata improvvisata, io non sapevo nemmeno fino al gol, insomma, di Gosens, non avevo la certezza di venire qua, un po' di pianto me lo sono fatto e ci fa piacere, mamma mia. Mamma mia. No, beh, è stato bello, è stato comunque emozionante venire qua e vedere in zona Union Square dove tutto intorno è tutto americano, entri in questo a ribalta dove c'è il club Napoli New York, vedi tutto azzurro, gente che grida, che fa il tifo con le bandiere, col Max T schermo, e ho cacciato la mia bandiera e mi sono un po' commosso. La mail la trovi la trovi sul canale, amico, se cerchi About mi puoi mandare una mail, o puoi mandare su via Instagram Azzurro Fluido, vai. Cioè, ci sono molti modi per scrivermi in privato. Grazie Blackish. Che gioia il gol di Olivera, sì. Non si è capito nulla nel locale, non si era capito chi l'aveva presa di testa. Cioè, no, c'è stato pure un momento, perché io ho fatto un po' di reaction registrata che adesso vi porterò sul canale, devo fare solo l'editing. Primo tempo col maxi schermo, secondo tempo mi sono messo, diciamo, in una saletta separata dove avevano lo schermo più piccolino, e con lo schermo più piccolino però eravamo in anticipo rispetto al maxi schermo. Questo significava che io potevo guardare il maxi schermo con l'audio, io tenevo il cellulare che mi faceva la reaction, io vedo prima, allucco prima e poi il resto della gente lo sa dopo e spoilerò il dopo. Ho detto qua diventa un casino, ho tolto il cellulare da mezzo, loro poi hanno messo in pausa, hanno rimesso in sincrono le partite, insomma, e al gol di Olivera siamo esplosi tutti e stava scorrendo come doveva scorrere, non siamo riusciti a fare il colpo del KO, è arrivato il pareggino. Napoli-Verona, no, Napoli-Verona, bravo, Napoli-Verona. Stiamo ancora parlando di Napoli-Verona? Cioè, vogliamo un'altra volta dire che ci sono delle forze occulte all'interno del Napoli che decidono di non farci vincere così? Il calcio è e le forze occulte noi le conosciamo perché sappiamo come funzionano certe cose, ci sono delle dinamiche, però le dobbiamo capire bene, le dobbiamo trovare bene. Napoli è una squadra scoppiata, Napoli Salernitana
Il Napoli è una squadra molto stanca, e non c'è altro, non ci regala nulla a nessuno, e hai ragione Pietro, e chi ci vuole regalare niente a nessuno, assolutamente, l'abbiamo vista insomma come per il risultato, bravo Fabio, sì. Però è diversa perché Napoli-Verona era l'ultima partita e si decideva il dentro o fuori della Champions League. Adesso si rimanda semplicemente l'inevitabile scudetto del Napoli, meritatissimo, odiatissimo da tutta Italia, e tutta Italia si farà questo sorrisino, sai, sotto i baffi, ah, non avete vinto, è come si può, l'avessimo perso, non l'abbiamo vinta adesso, lo vinciamo alla prossima, non è un problema. Però si fanno il sorrisino perché ci hanno un po' intossicato la festa che era preparata. Benissimo, adesso potrebbe essere giovedì, benissimo, si organizzerà, però è giovedì sera, malissimo, non lo so, come se... Ah, io da laziale ho pianto a gol a te più, ma tu sei una persona sensibile, sei sempre stato qua, vuol dire, chi segue qua, mi permetto di dirlo e di pensarlo, ha una sensibilità diversa, a prescindere dalla squadra che si tifa. C'è l'amico River Johnny che tifa per la Salernitana, ci ha sempre rispettato, poi il resto va bene così. Amici, vado, vi abbraccio, ci sentiamo tra pochissimo, state tuned, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mi seguite su Instagram, sul canale Telegram che non trovate in descrizione perché la descrizione non c'è, ma sta in tutti gli altri video. State tuned perché vi devo portare comunque la reaction, vi devo far vedere quello che è successo prima della partita e dopo, e poi magari andiamo pure live, adesso vediamo se andiamo live adesso oppure domani, non lo so, dovete stare tuned. Forza Napoli sempre, oggi, domani, giovedì, ieri, perché noi che Sharpesh Walk, ieri, poi oggi, perché oggi comunque, domani e sempre, a prescindere dai risultati veramente, però è chiaro che mi fa piacere vincere, una volta